Dopo la rapina in casa del conte Marcello avvenuta la notte scorsa, i carabinieri di Treviso, incaricati delle indagini, viste le analogie di Preganziol con altre rapine registrate anche nel veneziano meno di un mese fa e così in altre province del territorio, stanno raccogliendo informazioni e notizie in sinergia con i colleghi delle altre forze dell'ordine delle province venete per capire e non escludere l'ipotesi possa trattarsi che ad agire sia stata anche la stessa banda. Tra la gente al mercato di Preganziol non si parla d'altro. Un dispiacere immenso, perché persone così di valore succede, purtroppo succede a tutti, ma a loro in modo particolare. E chissà che li prendano, chissà che riescano a prenderli e a chiuderli da qualche parte. Non siamo tutelati. Dopo se uno spara allora quello lo mettono in galera. Ma non è giusto queste cose qua, perché uno si difende. Oggi a presidiare la villa lungo il Terraglio arriva a più riprese anche la vigilanza privata. Dagli inquirenti emerge un altro particolare. I predoni, i tre incappucciati dentro la villa e non si esclude almeno un quarto e forse anche un quinto fuori a fare da palo, sono entrati e fuggiti dal boschetto tagliando la recinzione dal Terraglio. Magari erano lì che aspettavano, che facevano, che stavano attenti evidentemente, cioè li avevano pedinati per bene, studiati per bene per riuscire a fare una cosa così. Banda che parlava con un forte accento straniero, particolare che emerge dal racconto della famiglia minacciata con gli attrezzi da scasso, tra cui cacciavite. Ti va proprio a colpire nelle sicurezze come persona, insomma. Spero riescano anche a prendere queste persone. Antico diritto romano, per ec et torquetur. Per le stesse cose vieni torturato o vieni punito con le stesse colpe che hai fatto.